Una boccata d'ossigeno per gli enti locali. Erano attesi con ansia questi fondi. I comuni erano preoccupati per un possibile slittamento a settembre e invece il governo ha messo in pagamento i fondi per comuni, province e città metropolitane compensativi dei mancati introiti causati dall'emergenza Covid-19. Il 30% del fondo di 3 miliardi e mezzo stanziato dal decreto rilancio era stato pagato a fine maggio con un acconto che ha anticipato 900 milioni ai comuni e 150 alle province. Ora arrivano altri 2,1 miliardi di euro per i comuni e 350 milioni di euro per le province. È il segnale della vicinanza del governo agli enti locali, commenta il sottosegretario Achille Variati. Sono stati messi in grande difficoltà nei propri bilanci dagli effetti della pandemia, perdendo diverse tipologie di entrate. In Veneto arriveranno 194 milioni per i comuni e 33 per le province, circa un decimo dell'intera somma stanziata. Ai comuni della provincia di Belluno 8,8 milioni, per i padovani 24,4, 7,6 in provincia di Rovigo, 26,2 nel territorio trevigiano, 59,6 milioni andranno in provincia di Venezia, che fa la parte del Leone, ai comuni veronesi 38,6 milioni e a quelli vicentini 23,8 milioni. In questo capitolo rientrano anche i 7 capoluoghi: Belluno che riceverà 1,3 milioni, Padova 9,5 milioni, Rovigo 2 milioni, Treviso 4, Venezia 43,8, Verona 16,6, Vicenza 5,1. A parte invece vanno considerate le province, che totalizzeranno contributi per 33,2 milioni di euro, con Belluno 3,5 milioni, Padova 6,2, Rovigo 1,4, Treviso 5,5, Verona 6,6, Vicenza 4,9 milioni e Venezia 5,2 milioni. Nella definizione di questo secondo riparto è stato fondamentale il criterio di quanto gli enti locali hanno perso a causa della pandemia, al netto di eventuali minori spese. Tra le entrate ridotte, la parte del Leone l'hanno fatta per i comuni l'IMU, la Tari e l'addizionale comunale IRPEF, per le province la tassa di trascrizione e l'RC auto. Tra le minori spese sono state considerate la riduzione degli straordinari del personale e alcune contrazioni dei costi di gestione o dei servizi. Da sottolineare che i mancati introiti relativi all'imposta di soggiorno non sono compresi in questo provvedimento e verranno affrontati a parte nelle prossime settimane, dopo lo scostamento di bilancio deliberato dal Consiglio dei Ministri, che sbloccherà risorse per 25 miliardi. Di questi gli enti locali ne chiedono almeno 2, più i fondi per compensare le aziende di trasporto pubblico locale e i mancati incassi sulla tassa rifiuti.